La montagna botta fuoco, la neglia si spanna per coppa stasera, da qua e da là. Le bolesse strude, ste pala in cappaviento, la montagna botta fuoco, le bolesse appiccià. Facesse proprio di buono, a così sfogasse tutta la raggia soia e la nostra, e non ci facesse più a ballà come una tirandella, la terra sotto le piedi, come facettero 30. I paesaggi irpini, fatti prevalentemente di colline, sono stati invasi da decenni da torri eoliche e parchi eolici che ne hanno deturpato la bellezza e la fruizione paesaggistica. L'Irpinia è anche attraversata in alcune aree da imponenti e ingombranti elettrodotti. Il terremoto del 1930, 6,5 della scala Richter, è chiamato impropriamente terremoto del Vulture e avvenne a luna di notte tra il 22 e il 23 luglio. Colpì l'Alta Irpinia e colse nel sonno anche la popolazione in una parte dell'Italia meridionale comprendente vaste zone della Campania, del Sannio, della Lucania e del subappennino pugliese, vale a dire le stesse aree che saranno colpite dal sisma del novembre 1980. Il terremoto del 1930 causò la morte di 1404 persone, prevalentemente nelle province di Avellino, 1052 vittime, Potenza 214 e Foggia 108, interessando però complessivamente 7 province e oltre 60 comuni. Il primo decreto di riconoscimento per le provvidenze statali ne individuò 40, mentre un secondo decreto li portò a 67. L'effetto distruttivo del sisma fu aggravato dalla scarsa qualità dei materiali usati per le costruzioni e dalla natura argillosa dei terreni. Alcuni centri furono duramente colpiti quanto a perdite umane. Aquilonia ebbe 281 morti, Villanova 166, Lacedonia 190, Melfi 147, Trevico 140, Ariano 83, Montecalvo Irpino 83. Furono 20 i paesi che andarono completamente distrutti e una trentina quelli variamente danneggiati. Le case crollate furono circa 5.000, mentre 35.000 furono quelle danneggiate da riparare. Il terremoto del 1980 si manifestò con una scossa principale della durata di 90 secondi, di magnitudo 6,5-6,8 Richter, pari a 10 gradi della scala Mercalli. Interessò 679 comuni diventati 687, di cui 37 distrutti o fortemente danneggiati nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. I morti furono 2.914, i feriti 8.245 e senza tetto 234.960. La popolazione interessata 5 milioni di abitanti. Le 3 province maggiormente sinistrate furono quelle di Avellino, 103 comuni, Salerno 66 e Potenza 45. 36 comuni della fascia epicentrale hanno avuto circa 20.000 alloggi distrutti o irrecuperabili. In 244 comuni non epicentrali delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Foggia, Napoli, Potenza e Salerno, altri 50.000 alloggi hanno subito danni da gravissimi a meno gravi. Ulteriori 30.000 alloggi lo sono stati in maniera lieve.